Salve a tutti, in questa pillola di storia oggi parlerò del pittore Vittore Bocchetta, nato a Sassari il 15 novembre del 1918 e deceduto a Verona il 18 febbraio del 2021. Vittore Bocchetta, oltre che pittore, è stato uno scultore, ma anche un saggista e soprattutto nel periodo del regime fascista egli era un antifascista per poi diventare anche un componente della resistenza in quella di Verona, dove lui poi si trasferì nel corso della sua vita. Il papà era un ufficiale del genio militare e la mamma era una donna della borghesia sarda. Egli trascorse appunto nella città turritana la sua infanzia per poi trasferirsi assieme alla famiglia a Bologna e a Verona. Egli, anche il nonno di Vittore Bocchetta era un artista che operava verso la fine del 1800 e infatti svariati affreschi prodotti dal nonno paterno che si chiamava Vincenzo Bocchetta impreziosiscono la cattedrale normanna di Melfi in provincia di Potenza in Basilicata. Egli si laureò a Firenze nel 1944 quando già affiancava gli antifascisti. Avevano costituito un gruppo di intellettuali, di artisti, scultori e di antifascisti lì a Verona, dove lui viveva, e praticamente a seguito di queste frequentazioni egli fu arrestato per la prima volta. Esattamente fu arrestato dopo che il 9 settembre 1943 assieme a questo gruppo riuscì a liberare centinaia di soldati in quel di Verona e rimase nelle patrie galere fasciste sino al febbraio del 1944. Primavera si laurea, ma nei primi di luglio viene arrestato per la seconda volta e a questo punto però i fascisti lo trattengono e oltre che trattenerlo anche lo torturano perché volevano sapere appunto tutti i componenti di questo gruppo. Poi fu consegnato alle truppe naziste presenti a Verona, i quali dopo a loro volta averlo non solo riarrestato ma anche ritorturato, lo trasferirono nel campo di transito di Bolzano. Da lì partì per Flossenbürg, dove con il cosiddetto trasporto 81, un convoglio ferroviario di carri bestiame che trasportò 433 prigionieri. Fu immatricolato il 7 settembre del 1944 nel campo di Flossenbürg con il triangolo rosso e con il numero 21.631. Il 30 di settembre dello stesso anno, terminato il periodo di quarantena, lui fu destinato al sottocampo di Ernstbruck e attualmente chi va in questo sottocampo viene accolto da una preziosissima, oltre che bellissima e imponente scultura appunto dello scultore Vittore Bocchetta. Egli fu impegnato nei lavori forzati di scavo di una galleria e quindi era sottoposto a un duro lavoro e anche con poco cibo, come sempre appunto fecero in questi campi di lavoro. Riuscì comunque a sopravvivere e anche a riuscire a scappare dalla marcia della morte, che noi sappiamo essere state organizzate quando i tedeschi si accorgevano che le forze di liberazione americane, inglesi o russe erano nelle vicinanze dei campi di concentramento. Riuscì a scappare da queste marce della morte e quindi nella zona di Ratisbona, Regensburg per appunto i tedeschi, riuscì a sopravvivere e finalmente fu aiutato dagli americani che lo rifucillarono, lo liberarono e nel giugno del 1945 egli poté rientrare in Italia. Dopodiché, essendo un uomo avventuroso, il dopoguerra lo passò in varie nazioni, in Argentina come in Venezuela, come negli Stati Uniti d'America, in particolare a Chicago, sino a quando appunto è ritornato in Italia. Opere importantissime e molto grandi comunque sono sparse non solo in Italia ma anche nel mondo intero. Grazie.